Nuovo focolaio di Covid in un'azienda della Marca nel Solighese, 20 lavoratori positivi su 38 controllati, tamponi a tappeto su familiari e contatti. 25.000 intanto i tamponi effettuati dalle strutture sanitarie del Veneto nel fine settimana, la maggior parte a turisti provenienti dai paesi più colpiti dal virus. Zaia, ma la guardia deve restare alta. Dopo l'agente contagiato durante il servizio all'ex caserma Serena, ancora un poliziotto di Treviso positivo al virus, aveva lavorato in un'altra provincia. Il sindacato FSP vogliamo essere tutelati come altre categorie a rischio. Discoteche chiuse, il sindacato dei locali da ballo ricorre al TAR contro l'ordinanza del ministro Speranza, la rabbia dei gestori, aiuti alla categoria. Sopralluogo del presidente della provincia al cantiere dell'ospedale di Castelfranco che in 20 giorni si vuole trasformare in una scuola, sfida unica in Italia. Ancora disagi per l'ondata di maltempo del pomeriggio, flagellata ancora la pedemontana trevigiana, grandine e alberi caduti, strade allagate. Sono iniziate oggi le operazioni di diserbo delle mura di Treviso, quest'anno per la prima volta con una nuova tecnica più attenta all'ambiente e a breve saranno usati anche i grove. Si chiama Spirito Agricolo ed è la nuova hit ferragostana del trevigiano Matteo Del Puppo, con i video degli agricoltori veneti alle prese con il lavoro dei campi, e sono già migliaia le visualizzazioni. Ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. L'avete sentito dai titoli, in primo piano un nuovo focolaio di Covid in un'azienda della Marca, e poi la raffica di tamponi per i vacanzieri di ritorno e di migranti negativizzati all'ex Serena. Giorni di superlavoro per il personale sanitario, il punto con il direttore generale dell'ULSS 2 della Marca, Francesco Benazzi. Sentiamo. Abbiamo un'altra ditta della zona tra il Vittoriese e della Pieve di Soligo con 20 positivi su 38. Anche qui stiamo invece facendo i tamponi a tutti i contatti familiari o amicali. Dopo il focolaio alla BRT di Casale sul Sile, 32 positivi su 116 testati, si registra un nuovo focolaio in un'azienda della Marca. Crescono i positivi e sono giornate di superlavoro negli ospedali e nei dipartimenti per l'esecuzione dei tamponi ai vacanzieri di rientro dai paesi a rischio. 2.941 i test eseguiti tra sabato e domenica, 891 solo a Conegliano, 828 a Treviso, con personale richiamato dalle ferie per fronteggiare l'enorme mole di lavoro e la riorganizzazione dell'intero servizio. La nazionalità, il 72% arrivano dalla Croazia, il 13,5% dalla Grecia e il 15% dalla Spagna. Positivi 6 persone, 5 che arrivano dalla Croazia e 1 dalla Spagna. Questo sul fronte, chiamiamolo così, vacanzieri o comunque persone che vanno all'estero appunto per il periodo estivo. L'altro fronte aperto è quello del focolaio all'ex Serena. Dei 255 testati, ora il numero dei positivi è sceso a 155 e 75 sono negativi. Di questi 75, 63 erano prima positivi. Oggi andiamo a fare, ovviamente con le forze dell'ordine e quindi con la prefettura, il nuovo giro di tamponi per vedere se i 63 che erano prima positivi diventano negativi e poi decidere insieme alla prefettura cosa fare. Ed intanto si registra un secondo caso di positività tra gli agenti della questura di Treviso dopo il poliziotto contagiato durante il servizio all'ex Serena. La denuncia è del sindacato di polizia FSP. Si tratta, scrive in una nota il segretario regionale Mauro Armelao, di un operatore di polizia che per questioni professionali ha lavorato per un breve periodo in altra provincia poco prima di scoprire la positività. Quello che vogliamo denunciare, continua il sindacalista, è l'inadeguatezza dei protocolli sanitari che gli operatori della Polizia di Stato devono seguire, protocolli che giudichiamo assurdi e pericolosi. È semplicemente ridicolo, continua Armelao, di affidare alla dea bendata la tutela sanitaria dei poliziotti, dei familiari e di tutti i cittadini che vengono con loro in contatto. Ed intanto trevigiani in coda dopo le vacanze passate all'estero, code oggi senza intoppi negli ospedali dopo la ressa dei giorni scorsi. Vediamo.
Tutti in coda per il tampone per chi rientra da Spagna, Croazia, Grecia e Malta. Migliaia le persone residenti nella Marca che in questi 3 giorni da quando è scattata l'ordinanza della regione devono obbligatoriamente sottoporsi al test negli ospedali di Conegliano, Treviso, Castelfranco Veneto e Oderzo dalle 7 alle 13 di tutte le mattine finché sarà necessario. L'intoppo c'è stato solo all'inizio con i centralini presi d'assalto per le prenotazioni. Poi la ASL ha deciso che le persone di rientro dalle vacanze potevano presentarsi senza prenotazione. Niente più caos nei centralini, anche perché sono state potenziate le linee da 2 a 9. Con il libero ingresso le code ci sono, ma le attese sono accettabili e senza intoppi, come in questo caso nel reparto di malattie infettive del Caffoncello, dove la gente attende pazientemente in giardino il proprio turno. Noi siamo arrivati qua alle 11 meno 10, siamo arrivati prima delle signore e sono neanche 35 minuti. Di ritorno da dove, signora? Dall'Istria. Dalla Spagna, Barcellona. Come è andato? Tutto bene? Bene, tutto bene, tutto bene. E questa sorpresa è un po' caduta dal cielo, questa sorpresa dei tamponi? Sì, siamo tornati un paio di giorni prima per farlo tranquilli, sì, tutto bene. Siamo in 3. Tornate da dove? Da Barcellona. Ma noi siamo tornati ieri mattina e stamattina come dovere siamo venuti qua a fare la prova. Alla Madonnina invece il test viene effettuato senza scendere dall'auto a tutte le persone che sono venute con certezza a contatto con un positivo. Solo in questo caso è necessaria la prenotazione. Da un'analisi dei tamponi finora analizzati in tutta la Marca, i positivi sono 6. Il dato è incoraggiante. Il giorno 15 e il giorno 16 abbiamo fatto 2.241 tamponi, questa mattina alle ore 10 siamo a 2.878 tamponi. Ad oggi i dati di positivi sono 6, ci attendevamo numeri anche più alti, questo ci tranquillizza sotto l'aspetto della numerosità di positivi rispetto ai tamponi eseguiti su quelli rientranti dai 4 paesi. Però dobbiamo tenere molto alta l'attenzione, la guardia e soprattutto la responsabilità dei cittadini. Erano in molti ad essere preoccupati per il rientro al lavoro. L'esito degli esami, nonostante la mole di lavoro, si ottiene in tempi stretti. Abbiamo anche attivato la modalità di refertazione online, per cui nel giro di 48 ore sicuramente il cittadino ottiene la risposta. E oggi in coda per fare il tampone anche 4 giovani tornati dall'isola di Pag in Croazia, la nuova isola della Movida e dei contagi soprattutto dei ragazzi. Sentiamo. Sole, mare e divertimento, chi in Spagna, chi in Croazia. Le mete sono tante, alcune però sono più pericolose di altre per numero di contagi. E la preoccupazione serpeggia tra le persone in coda fuori dagli ospedali per effettuare il tampone. Nei minuti di attesa tutti pensano a quello che si è fatto in vacanza, se in alcuni casi si sia stati poco prudenti, se quella volta non si è indossata la mascherina o avvicinato troppo quella persona, se le attenzioni erano sufficienti a garantire la sicurezza. Lo stanno pensando anche questi 4 ragazzi dopo aver trascorso una settimana a Pag in Croazia, l'isola della Movida, dalla quale nelle ultime settimane molti giovani sono tornati a casa positivi, come i 7 studenti di Mogliano e gli 8 padovani in ferie a Pag per festeggiare la maturità. Poche mascherine e troppi assembramenti. Solamente gli italiani indossavano la mascherina e dagli altri paesi c'è poco rispetto delle regole di distanziamento, però noi siamo stati poche volte, una sola volta. Però la situazione vi faceva un po' temere il peggio, vi faceva un po' paura? Dalle notizie che arrivavano dall'Italia non ci confortavano e c'era abbastanza paura. È l'isola dei contagi, ma noi siamo stati attenti, siamo sempre stati con le mascherine. Anche in discoteca? Non ci siamo stati molte volte, una volta in particolare, ma non era così piena. C'era paura? Beh, noi sì, noi avevamo paura soprattutto per rispetto dei nostri genitori, quindi sì, siamo stati abbastanza attenti con le mascherine, eccetera. A Pag quanti giorni siete stati? Una settimana. Nell'isola croata, più che il negazionismo, sembra abbia preso piede il menefreghismo. In tanti di ritorno dall'isola hanno testimoniato come molti giovani erano incuranti di obblighi e divieti e si comportavano come se il Covid fosse una parentesi chiusa. Così non è. E infatti i contagi sono tornati a salire.
Sono stati 25.000 i tamponi effettuati dalle strutture sanitarie del Veneto nel fine settimana, la maggior parte a turisti appunto provenienti dai paesi più a rischio. Minima l'incidenza di positivi, ma Zaia oggi da Marghera ha chiesto misure straordinarie per i gestori delle discoteche dopo il giro di vite del governo. Allora, sinceramente vi annuncio che io non faccio nessun provvedimento restrittivo, perché mi sembra più che sufficiente vedere chiusi questi locali per i quali io ho chiesto che siano ristorati finanziariamente. Cioè sono delle attività produttive, anche se qualcuno pensa che siano qualcosa di infinitesimale, che soprattutto nella riviera adriatica da noi, nella costa romagnola da Bonaccini, pesano tanto anche a livello occupazionale. Siccome qualcuno vuol dipingere il Veneto come un lazzaretto, vorrei ricordare che la base è questa: 1 milione quasi 400.000 tamponi, 1.200.000 test rapidi già fatti in Veneto. Quindi noi abbiamo scandagliato gran parte della popolazione. A poche ore dal giro di vite su locali da ballo e movida, il governatore del Veneto Luca Zaia guarda alle ripercussioni per un comparto cruciale per il territorio. Il provvedimento, pur definito coraggioso e di sicura efficacia dal professor Andrea Crisanti, sembra non entusiasmare Zaia, che chiede per l'appunto garanzie per gestori e dipendenti. Ma quello delle discoteche è soltanto uno dei fronti aperti in questo Ferragosto, contrassegnato dall'incertezza a causa Covid. L'altro riguarda i cosiddetti casi di importazione, con il record dei 25.000 tamponi effettuati nel weekend da parte delle strutture sanitarie venete. 14.000 hanno riguardato turisti di rientro dai paesi maggiormente a rischio, dalla Grecia alla Croazia. Tra questi solo 37 i soggetti positivi, ovvero il 2,6 per 1000. Un dato sotto controllo, ma non per questo si molla la presa. E a proposito di positività, continuano a prevalere gli asintomatici. Il numero di asintomatici che abbiamo è alto ed hanno una carica virale bassa, nel senso che noi abbiamo esempi di conviventi che non si infettano. Abbiamo esempi di conviventi, gente che va a dormire la sera assieme, coppie che hanno il partner non infettato. Uno dei due è positivo, l'altro non si infetta, ma anche gente su di età. Ma sul fronte sanitario preoccupa ed è oggetto di approfondite indagini la bambina di 5 anni positiva al Covid, attualmente ricoverata in terapia intensiva all'azienda ospedaliera di Padova. Difficile capire quanto il Covid stia incidendo su un quadro clinico grave. Io ho sentito 2 volte anche ieri il dottor Flor per questa bimba. Spero veramente che se ne esca con un esito favorevole. Certo che il quadro clinico è incomplicato. E contro la chiusura delle discoteche il SILB ha deciso di presentare ricorso al TAR. Intanto i gestori chiedono indennizzi e ribattono: non è chiudendo i locali che si contengono i contagi. Dalle parole ai fatti, il SILB, il sindacato che rappresenta le imprese del mondo del ballo, ha deciso di presentare ricorso immediato al TAR del Lazio per la riapertura delle discoteche, dopo il provvedimento del governo che impone da oggi lo stop alla movida e l'obbligo di mascherina dalle 18 alle 6 nei luoghi pubblici. Una misura che, secondo i gestori dei locali, poco serve ad arginare il fenomeno dei contagi. Io dico che gestire gli assembramenti è difficile, lo è per noi, ma lo è anche per qualsiasi altra struttura o spazio, dalle strade, alle piazze, ai litorali. Cioè, allora chiudiamo veramente tutto e così il problema lo risolviamo. Però non è che chiudendo noi abbiamo risolto il problema, anzi. Dietro l'angolo, secondo i gestori, il dilagare della movida in luoghi non controllabili, magari ad opera di abusivi. Quindi fuori controllo da quello che poteva essere un'attività che ha delle regole. Poi chi non le rispetta, anche nel nostro caso, va punito, sanzionato, ci mancherebbe, però almeno dare la possibilità di lavorare. Primo settore a chiudere, ultimo ad aprire, solo peraltro i locali con spazi all'aperto, quello dell'intrattenimento e dello spettacolo è un settore in enorme difficoltà. C'è arrivata di nuovo questa mazzata e io non so adesso se potremo ritornare serenamente a lavorare. Spero veramente che, visto che ci hanno obbligati alla chiusura, ci possano anche dare veramente dei sostegni importanti, perché noi che abbiamo gli spazi aperti abbiamo tentato di riaprire e qualcuno è riuscito anche a lavorare, ma quelli che sono chiusi da febbraio veramente sono in grande difficoltà.
E proprio a questo tema è dedicato il nostro sondaggio di questa sera. Rischio nuovo lockdown, colpa della Movida? Questo è il quesito al quale vi chiediamo di rispondere con uno squillo gratuito ai numeri che vedete in sovraimpressione. Quindi se per voi la risposta è sì, chiamatelo 0422 162 6691, se per voi la risposta è no, 0422 162 6690. Il risultato del nostro sondaggio questa sera nel corso della trasmissione Ring, in onda come ogni lunedì a partire dalle 21:15. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Parliamo ora dell'ondata di maltempo che oggi pomeriggio ha interessato anche la provincia di Treviso, colpita in maniera particolare la pedemontana tra il Trevigiano ed il Vicentino, con grandine, alberi e rami caduti, strade e scantinati allagati, nella Marca numerosi interventi dei vigili del fuoco, in particolare per taglio di piante e prosciugamenti, nello specifico nei comuni di Maser, Nervesa, Onigo, Pederobba, Montebelluna, Treviso e Falzè di Piave. Pubblicazione in Gazzetta del decreto di agosto. Le categorie valutano positivamente l'intenzione di risorse da parte del governo per il rilancio economico, ma sottolineano anche una serie di contraddizioni e soprattutto la mancanza di una strategia per uscire dall'emergenza. Sentiamo. Se da un lato è vero che lo stanziamento di risorse economiche è sempre un fattore positivo, il decreto agosto per gli artigiani contiene elementi contraddittori che lasciano perplessi. Il presidente provinciale di Confartigianato fa l'esempio del previsto aumento delle spese di trasferta per gli autotrasportatori. Il 20 di luglio non c'è ancora la questione di quelle del 2019 per fare la denuncia, dove dovremo pagare mercoledì prossimo, insomma, ecco, quindi credo che ci debba essere un po' di più coerenza tra le intenzioni e le azioni. L'altro elemento è che è positiva la proroga degli ammortizzatori sociali, l'FSBA per quanto ci riguarda, però è evidente che anche qua c'è un mese di vuoto, cioè quelli vecchi finivano a metà di giugno, quelli nuovi cominciano dal 15 di luglio. E settori come quello del trasporto persone, che di fatto non lavorano da febbraio, difficilmente possono reggere un mese di vuoto, dice Sartor. E quindi bisogna che il governo stia attento che le misure siano coerenti, ma soprattutto che ci sia una gradualità di copertura che vada, diciamo, in maniera temporanea ad essere completa. Occorre passare da azioni d'emergenza ad azioni strutturali, rimettendo il lavoro al primo posto, e per fare questo vanno riprese le fila di una contrattazione sociale sfilacciata, portata avanti anche da soggetti che non hanno né titolo né rappresentanza. Dove la contrattazione non è seria, evidentemente le condizioni di lavoro non sono quelle che permettono anche attenzione sull'emergenza sanitaria. Tanti focolai ci sono dove le condizioni di lavoro non rispettano una contrattazione, chiamiamola così, limpida del lavoro. Parliamo ora di scuole e di iniziative in vista della riapertura del 14 settembre. Questa mattina sopralluogo del presidente della provincia Marcon al cantiere dell'ospedale di Castelfranco, che in 20 giorni si vuole trasformare in una scuola, sfida unica in Italia. Padiglione L dell'ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto. Caldo agostano e acquazzoni non fermano il cantiere con il quale la provincia sta cercando di ricavare in tempo record spazi per 25 classi per dare risposta alle norme anticontagio previste negli istituti scolastici. In giornata a sopralluogo del presidente della provincia Stefano Marcon, che ha fatto il punto sui lavori. Uno dei due macro interventi della provincia di Treviso per risolvere i problemi degli spazi scolastici. 22 aule, 3 laboratori, una segreteria e un ufficio amministrativo. Qui siamo al piano terra, come vedete in pieno lavorazione, oggi abbiamo 50 operai che stanno ripristinando questa ala dell'ospedale, sfida unica in Italia, oserei dire,
che contiamo di centrare entro il 14 di settembre, dotando l'Istituto Manzioli e l'Istituto Alberghiero di Castelfranco degli spazi che necessita per la sua attività. Un intervento utile non solo in chiave emergenza Covid, specifica Marcon, ma anche una riorganizzazione che porterà dei vantaggi logistici alla rete scolastica della città di Castelfranco. Questa è una soluzione che ha di lungo respiro che volevamo dare a Castelfranco Veneto come provincia e credo che sia un segnale sotto gli occhi di tutti del miracolo che stanno facendo questi 50 persone e questi operai. E continuiamo a parlare di scuola. Famiglie di Carbonera in apprensione per il trasferimento temporaneo degli alunni di Mignagola in altri 2 plessi del capoluogo per completare i lavori di messa a norma della scuola. Il dubbio è se si riuscirà a fare rispettare le norme anticontagio o se un eventuale affollamento lo renderà impossibile. 9 classi da spostare dalla scuola elementare di Mignagola fino a fine ottobre per completare i lavori di efficientamento energetico e sismico dell'edificio. Quello che in altri tempi sarebbe stato semplice, con le normative anticontagio complica la vita e soprattutto genera preoccupazione nelle famiglie. Come garantire il distanziamento redistribuendo in altri plessi oltre 200 bambini? Gli studenti verranno dislocati un po' alle scuole Tina Anselmi, che come sapete sono mezze vuote, e un po' alle scuole medie di Carbonera, proprio per dividere i flussi. Per trasportare gli alunni da Mignagola a Carbonera saranno organizzate delle navette. Proprio per evitare il più possibile un via vai di macchine ulteriori rispetto a quello che era già in essere presso l'istituto, per esempio, della Tina Anselmi, dove verrà anche, prima dell'inizio dell'anno scolastico, abbiamo concordato di ultimare il parcheggio. È stato previsto proprio per evitare gli assembramenti, orari differenziati tra gli alunni che già frequentavano i 2 istituti, che presumibilmente verso le 8 di mattina, mentre quelli che arrivano da Mignagola arriveranno 20 minuti dopo. Quei 20 minuti ci aiuteranno sia a scaglionare l'entrata, sia le ricreazioni, sia l'uscita, e poi in più verranno previsti giorni aggiuntivi per i rientri, proprio per cercare di avere meno classi possibili che fanno il rientro nella stessa giornata. Era impensabile, dice il sindaco, utilizzare le sedi delle vecchie scuole di Pezzan e Carbonera. I costi per adeguare quegli immobili per il trasferimento sarebbero stati, non giustificabili, quando abbiamo degli immobili semivuoti che con poche risorse o comunque una buona organizzazione possono comunque accogliere in sicurezza e in comfort i ragazzi delle scuole elementari di Mignagola. Il calo della natalità fa sì che i nuovi edifici scolastici siano sottoutilizzati e quindi in grado di ospitare nuove classi, dice il sindaco, che si appella alle famiglie. Vi chiedo appunto di avere fiducia in quello che è il percorso che stiamo comunque ipotizzando, di aver pazienza per questi mesi in cui verranno completati i lavori. Comunque non devono temere nulla, perché comunque abbiamo ben presente quelle che sono le linee guida e quelle che sono le problematiche anche legate all'emergenza epidemiologica. Sono iniziate oggi le operazioni di diserbo delle mura di Treviso e quest'anno per la prima volta con una nuova tecnica più attenta all'ambiente. Pulire le mura dalle erbacce in modo ecologico da oggi si può fare senza ricorrere al glifosato o ad altri diserbanti chimici utilizzati in agricoltura. Il liquido che gli addetti dell'azienda incaricata dal comune stanno versando nel serbatoio della Lancia altro non è che un diserbante a base di acido acetico, qualcosa cioè di non troppo lontano dal comune aceto da tavola, sebbene molto più concentrato, totalmente biologico e sicuro, secca il verde erboso e la parte in eccesso viene lavata dalla pioggia senza inquinare il terreno. Viste le nuove normative, l'impossibilità di utilizzare il glifosato come in passato, abbiamo testato diversi prodotti, ne abbiamo trovati parzialmente 2 che hanno l'effetto e 1 che funziona molto bene a base di acido acetico, quindi non è impattante per l'ambiente, contemporaneamente può uccidere le erbacce. Piante ed erbacce che si insinuano tra le pietre delle mura cinquecentesche non sono solo brutte alla vista, ma le radici costituiscono un serio problema per la tenuta nel tempo dei bastioni stessi. La manutenzione è dunque fondamentale, anche se onerosa come in questo caso. Il liquido prescelto è infatti molto più caro rispetto ai comuni diserbanti chimici. Abbiamo deciso di investire
molto perché le mura cittadine sono l'emblema, l'immagine della nostra città, e poi se non lo facciamo adesso rischiamo di danneggiarle irreversibilmente, quindi il costo sarebbe ulteriore, quindi prevenire è sicuramente meglio che curare. I lavori appena iniziati interessano tutto il tratto nord delle mura, poi una volta concluso l'intervento con la lancia sarà la volta del drone, che permetterà di spruzzare dall'alto e in modo mirato i punti non raggiungibili manualmente. Il drone verrà utilizzato in tutti i punti di scarsa accessibilità dall'operatore dove sarebbe rischioso calarsi con le corde, quindi perché no utilizzare una nuova tecnologia che consente di fare la stessa cosa più velocemente e per un numero di volte superiore. Ruspei in azione questa mattina lungo il PUT tra via Alzaia e porta Carlo Alberto per eseguire la demolizione di una porzione dell'ex consorzio agrario. In seguito ai cedimenti di fine luglio e inizio agosto, quando era crollato addirittura il soffitto dell'edificio, una parte della circonvallazione esterna della città era stata transennata. La facciata esterna dell'ex consorzio era infatti pericolante. Si è dunque reso necessario mettere in sicurezza l'edificio così da poter ripristinare a breve la circolazione sulla corsia chiusa. Con la mole di traffico attuale i disagi erano limitati a qualche incolonnamento alle ore di punta, ma con la fine del mese si sarebbe formato un imbuto con tutti gli immaginabili disagi. Si chiama Spirito Agricolo ed è il nuovo video ferragostano di Matteo Del Puppo. Come sempre si tratta di una parodia e sono già migliaia le visualizzazioni. Il nuovo video di Matteo Del Puppo è già virale con migliaia di visualizzazioni in breve tempo. La parodia stavolta è quella di uno dei brani più famosi degli Articolo 31, italiano medio, ma nel video di Del Puppo, al posto dei Munchies della serie televisiva, protagonisti sono i video che gli agricoltori hanno inviato a Del Puppo a testimonianza della dura vita nei campi durante l'estate, mentre tutti pensano alle vacanze. Più grosso, coltivo fino al ciglio del fosso, piese rinnovate solo bianco e rosso, a 5 anni ho messo sul trattore anche mio figlio, vivo tra campi di riso, grano, soia e miglio. Ecco dunque che Spirito Agricolo, questo il nome dell'ultimo video del cantautore di Godega, diventa il racconto della vita di campagna ironicamente paragonata a quella di chi vive in città lontano da colture e trattori. Un testo divertente sulle note del più celebre brano degli Articolo 31 ed è già un successo. Faccio la DM vero, se coraggio fallo che tu. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Le ultime 24 ore di attività di laboratorio non hanno portato alcuna nuova positività né tra i tamponi rientranti dalle persone dall'estero né tra le normali attività di screening e test per persone sintomatiche in provincia di Belluno. Anche oggi è continuata l'attività quindi di esecuzione dei tamponi tra le 7 e le 13 presso la sede del Dipartimento di Prevenzione di Feltre. Sono stati fatti ulteriori 175 tamponi. In totale quindi dal 15 di agosto sono state sottoposte a tampone nel bellunese 679 persone provenienti prevalentemente dalla Croazia, oltre il 90%, a seguire da Spagna, Grecia e Malta. Ancora senza esito le ricerche del giovane romano precipitato alla vigilia di Ferragosto dalla cascata di Fanes. Sommozzatori, sonde e telecamere sono proseguite per tutta la giornata nella cascata bassa del torrente Fanes. Le ricerche di Alfonso Maria Lostia, scivolato nelle acque venerdì scorso, ma del 38enne romano ancora nessuna traccia. Troppo forte la corrente per immergersi in sicurezza. La portata del corso d'acqua è notevolmente aumentata a causa delle piogge dei giorni scorsi e crea dei vortici molto pericolosi. Nemmeno con la telecamera si è riusciti ad ispezionare il fondale del torrente e della pozza sottostanti. La visibilità è scarsissima. Sabato con delle reti sotto la vasca erano state recuperate la giacca a vento ed una scarpa dell'uomo, ma il corpo non si riesce a trovare. Oltre agli uomini del soccorso alpino, nelle ricerche sono impegnati anche i vigili del fuoco, i carabinieri, la Guardia di Finanza, che comunque stanno battendo tutta l'asta del torrente fino alla confluenza con il Boite, anche se l'ipotesi ritenuta più probabile è che il corpo non sia stato trascinato a valle, ma si trovi ancora imprigionato nella pozza ai piedi della cascata, fonda oltre
oltre 8 metri. Il 38enne romano, secondo le testimonianze, stava percorrendo con la moglie la ferrata Giovanni Barbara ed è precipitato dopo essersi sporto per scattare delle foto. Lutto a Cortina, è morta stanotte per un infarto Paola De Lorenzi Siorpaes, storica gestrice, chef raffinata del rifugio Averau a Cortina. Aveva 60 anni. La notizia si è diffusa rapidamente in città e ha suscitato profondo cordoglio. Friulana d'origine, nel 1980 aveva preso in gestione il rifugio con il fidanzato Sandro, che poi divenne suo marito. Di lei e della sua cucina, 2400 metri di quota, si sono occupate le riviste più blasonate della gastronomia italiana. Vi ricordo ora l'appuntamento con la nostra prima serata, come ogni lunedì, torna a partire dalle 21:15 Ring. Questa sera ospiti Andrea Zanoni del Partito Democratico, Stefano Busolin della Lega, Antonio Guadagnini del Partito dei Veneti ed Elena La Rocca del Movimento 5 Stelle. Ospite anche il giornalista e scrittore Edoardo Pittalis. Ed è tutto. Grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Il fronte instabile sfila via verso i Balcani e la pressione dunque torna ad aumentare sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 18 agosto. Sul Veneto ultime note instabili, cielo localmente nuvoloso alternato a schiarite, qualche pioggia al mattino sulle pianure, ma a seguire non mancherà il sole. I fenomeni insisteranno un po' di più al pomeriggio sulle zone montane. Temperature minime fino a 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 25 e 31 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con occasionali piovaschi un po' dappertutto, ma saranno fenomeni intermittenti e ci sarà spazio anche per parentesi più soleggiate. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, massime sui 29-30 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui il tempo risulterà spiccatamente instabile, con frequenti acquazzoni e con momenti più asciutti, specie in serata. Temperature minime sui 13 gradi, massime sui 28-29 gradi. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.